A una settimana anche da un evento veramente impattante per la nostra comunità, è un momento sì di festa ma anche di ringraziamento per quella che è stata l'accompagnatrice Rosa che ci ha messo in salvo i bambini. Inaugurata la nuova scuola elementare Giovanni XXIII di Treppo Grande, un plesso rimodernato secondo i canoni legati alla sicurezza, all'ospitalità di studenti e insegnanti che rispecchia il concetto ecosostenibile. Una vera festa, una settimana esatta dal drammatico incidente tra lo scuolabus con a bordo 21 bambini scontratosi contro una macchina a 1,5 km dalla scuola. Tornando alla storia, la prima pietra venne gettata nel 1963 e nel 1982 vennero eseguiti i lavori di intervento post-terremoto. L'opera rientra nel progetto messo in piedi dalla comunità del Friuli Collinare, che riunisce i comuni di Treppo, Buia, Forgaria nel Friuli e Maiano, un unicum scolastico, e lo stesso istituto vede la presenza di scolari dei comuni facenti parte della comunità. 2,8 milioni di euro i fondi destinati grazie al Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza da una parte e Regione Friuli Venezia Giulia dall'altra. Una giornata molto intensa ovviamente perché i protagonisti di questa opera sono stati diversi ed era giusto valorizzarli. Quindi ci saranno i bambini che avranno la loro parte, ci sarà l'amministrazione che racconterà il proprio percorso, tutti i tecnici, gli ingegneri e anche la ditta che ci ha aiutato a costruire questa bellissima scuola. Quindi veramente io mi auguro che questa scuola possa portare tantissimi bambini a formarsi, a crescere insieme e a diventare la comunità del futuro.